Allora, diceva giustamente Nicole, ma l'uomo è pigro, si stanca subito, perché Sì. per fare questi incontri è ovvio che ci vuole un po' di energia, un po' di entusiasmo, ma forse fa anche bene alla salute, no? Sì, però quando vengono, salute è importante, quello veramente è la prima cosa, però quando vengono questi uomini da noi cerchiamo anche sprigionare, quindi trasmettere di entusiasmo e veramente, insomma, stiamo a sprigionare loro di fare questi incontri, uscire, conoscere. Però No, si ammosciano abbastanza. Però inizialmente vediamo che sono molto restii, pigri, bisogna starci dietro i uomini, specialmente a una certa età. Brava. Perché quando sono, diciamo, l'età più giovane, allora ancora, però diciamo una fascia d'età da 50 in su sono più pigri. Eccolo là, e là arriviamo anche all'altro problema, che ci sono donne che dicono, ma io che ho superato i 50 eccetera, parlavo appunto con una persona che peraltro anche conosco molto bene, ho detto, ma guarda che c'è questa opportunità, tu hai 57 anni, potresti finalmente trovare una persona invece che continuare a vagare anni nel nulla eterno, e mi dice, prendermi un uomo pantofolaio che poi esce la volta perché deve fare l'incontro con me e poi mi si piazza a casa davanti alla televisione col telecomando, un uomo vecchio, no guarda, ci rinuncio. E l'idea proprio che mentalmente, perché donne libere, intraprendenti eccetera, che hanno avuto storie ma in passato, a prendersi un uomo pantofolaio secca un po' nelle vostre selezioni. Ma bisogna scegliere. Penso che si capisca da subito se un uomo è pantofolaio, quindi magari possono scegliere qualcuno che non lo è. Quindi mettere come criteri, vorrei un uomo un po' che ama muoversi, viaggiare. Perché noi comunque le persone quando fanno il colloquio con noi descrivono anche la loro situazione, perciò noi chiediamo gli hobby, gli interessi, cosa magari la persona può essere anche tanto impegnata per lavoro, quindi non ha diversivi, non se li può permettere, però noi chiediamo anche, ma se tu avessi del tempo libero cosa faresti? È ovvio che se uno mi risponde io sto seduto sul divano a guardare la TV o lo sport, insomma questo sicuramente non è una persona attiva. Chiaro, ma magari può diventarlo se stimolata comunque. Non però è detto. Poi ci sono tante cose che possono anche cambiare quando le persone stanno assieme. Perché infatti volevo dire, uno può se uomo o donna possono diventare anche pigri per situazione contingente, esatto, perché magari non hanno con chi uscire. Io per esempio sono una persona che da sola non fa niente, quindi se io fossi sola ma starei tappata in casa con il silicone sulla porta. Lasciatemi lì in pigiamone. Invece ho un uomo che mi traina dappertutto e io lo seguo, ma io tendenzialmente non sarei così. La nostra coppia è una coppia bilanciata, perché io a volte seguo lui a volte sta a casa perché lo inchiodo al divano e allora sta a casa. Le persone possono anche cambiare, dipende sempre dall'interesse che c'è. Chiaro, vediamo un altro messaggio che è arrivato. Buongiorno Valeria, mi saluti le sue simpatiche consulenti, in particolare Miriam e Graziella. A presto Leonardo. Sì, noi siamo in tante lì, quindi... Quante siete? Siamo in 7 adesso e abbiamo altre 2 assunzioni a breve. Sì, e invece in Friuli Venezia Giulia quante siete, Nicole? Invece da sola, gestisco da sola l'ufficio di Lattisano. Mamma mia, un bel impegno, sì. un bel impegno. Non è cosa di poco conto. Vediamo i primi annunci, che così possiamo anche commentarli insieme, chiediamoli un po' dalla regia, perché siccome sono anche tanti, li dividiamo un po'. Intanto facciamo l'annuncio per la ragazza bionda alta che non ha ancora trovato marito. Perché sbalordisce questa cosa, però è vero, quindi c'è. Una ragazza alta, una bella donna come lei, è alta, magra, bionda, 45 anni, libera, senza figli, ha fatto un matrimonio, è separata, non ha avuto figli, quindi è libera, ha una pugliese di origine, qui in Veneto da 30 anni, da tantissimo. Quindi ormai è radicalizzata. È una persona molto semplice anche sostanzialmente, poi uno quando la vede pensa a una persona molto complicata, perché ha un aspetto che purtroppo trae in inganno. Sì, purtroppo le
gioca contro, diciamo, perché è una bella donna e chiunque la vede penserebbe che è accompagnata. Purtroppo non lo è sola, è una bella donna, ha una buona cultura ed è in cerca di una persona con la quale poter dialogare, vivere, avere una relazione che poi diventi una convivenza o un matrimonio, si vedrà, perché lo decideranno strada facendo, ma cerca un compagno, una persona con la quale condividere tante emozioni, serate, giornate e della quale anche fidarsi. E non riesce a lavorare? E non riesce perché paradossalmente chi la vede pensa che sia già impegnata. Proprio è un fattore, neanche riesce forse ad avvicinare le persone giuste. Ma questo succede spesso, era accaduto anche anni fa in ufficio, poi magari lo raccontiamo Però raccontiamo dopo. anche quel fatto. Intanto andiamo in provincia di Belluno, se non erro, ragazza carinissima, Ilaria, quindi 28 anni, autonoma e seria, commessa in un bel negozio di articoli di regalo, cerca amici per uscite in compagnia, se poi arriverà l'amore tanto meglio, ti cerco allegro e curioso della vita. Quindi questo, insomma, qua rivolgiamo entrambi, anche a prescindere dal territorio di provenienza, insomma, quindi ti dà un input di una persona molto attiva, però intanto cerca amici, l'ha buttata là. Ecco, questa volevo dire, una cosa importante, che non tutte le persone vogliono sposarsi, ci sono tante persone che cercano solo un'amicizia. E lo dicono subito. Quindi anche quelle persone possono venire tranquillamente dal Club di Più, anzi chiamateci, perché ci sono tante altre persone che cercano solo un'amicizia senza pensare al matrimonio. Insomma, aver coraggio, dai, può essere una cosa simpatica. Sì, l'amicizia è anche un sentimento molto importante, perché finché una persona non è pronta per un nuovo sentimento, magari, che ne so, è appena rimasta vedova oppure è giovane come questa ragazza, quindi non pensa subito a un matrimonio, a un figlio, o chi si è separato da poco ed è magari incattivito con l'altro sesso, non è pronto per una relazione, ma può veramente far cambiare le proprie giornate, le proprie domeniche, trascorrendole con persone piacevoli, senza mettere troppi ponti nel futuro, ma coltivando delle buone, sane amicizie. Sì. Poi tante ragazze cercano per amicizia perché forse non hanno coraggio di ammettere che cercano l'amore, e allora avvicinano così da noi. Io cerco solo un'amicizia, però al fondo al cuore cercano qualcosa di più. Aspetta, che chiedo, c'era un messaggio che era arrivato, ci siamo distratti un secondo, chiedo cortesemente alla regia se lo rimette in onda, però la sostanza era quella che voleva sapere. Allora, ho visto nella vostra pagina Facebook Club di Più molte testimonianze di persone che ora sono in coppia, verrò a trovarvi anch'io, sono di Pordenone, qual è l'ufficio più vicino? Ecco, l'ufficio più vicino è la Tisana. Quindi la Tisana, vabbè, dai, vicino, insomma, comunque. Chiamateci tranquillamente, possiamo fissare un appuntamento e facciamo una chiacchierata così, senza impegno, amichevolmente. Non c'è problema. In Facebook ci sono molte amicizie, no? Sì. Sono solo gli iscritti oppure come funziona la pagina Facebook? Nella pagina Facebook accedono tutti, e peraltro accedono anche da tutta Italia. Le testimonianze di cui parlava sono testimonianze di persone che sono state iscritte al club ed hanno trovato la persona giusta. Sono testimonianze vere. Sì, quelle insomma. sono di persone iscritte, poi accedono tutti. Certo, quindi insomma hanno messo la loro gratitudine. Sì, ogni tanto, siccome mi vedono in televisione, mi invitano qua e là in qualche parte d'Italia a bere un caffè, ma andare a Roma o in Puglia per bere un caffè è un po' lontano. Però insomma la gentilezza c'è, quindi la cosa simpatica. Sì. Vediamo un altro annuncio, abbiamo lasciato quindi la ragazza di 28 anni che è giovanissima, e dopo appunto apriremo anche il capitolo giovane età, perché questo Luca è un uomo 29 anni, maestro di tennis, anche qui vabbè. Luca questo è un gran bel ragazzo. Ecco, dico, vabbè, immaginiamo, maestro di tennis classico, belloccio, di ottima famiglia, vive in una bellissima casa sul lago, cioè ha tutto. Lo sport è la sua vita e per questo ha deciso di diventarne insegnante. È ancora alla ricerca della sua donna, non è particolarmente esigente, deve essere un po' sportiva, tranquilla, mediamente colta, è un ragazzo molto interessante e ti consigliamo di conoscerlo, ma è più di così. Allora, questo ci fermiamo un attimo, tra l'altro non ne ha 29 ne ha 30 appena fatti. Sì, perché dice trentenne, provincia di Padova peraltro. Sì, no, ma lui è in provincia di Padova, è nato a Padova, diciamo.
lago starà al ma lago si di Garda, sposta perché fa il maestro di tennis d'inverno, quindi si sposta, ed estate fa il bagnino al lago. È un gran bel ragazzo. È un fisicaccio. È alto, dai. 1,85, ha un po' di barba di quella da uomo trascurato che fa un figo veramente bello, che adesso va di moda. È muscoloso e poi quando sorride c'ha una riga di perle bianche in bocca, è veramente un bel ragazzo. Allora com'è possibile? È possibile perché lui ha questo lavoro un po' saltuario di qua e di là, no? Quindi si sposta spesso. Quando fa il maestro di sci non è che può provarci con tutte Di le tennis, persone. No, di sci. Di sci, mi sembra di tennis aver visto. Beh, vabbè, comunque dai. No, allora non so, forse sto parlando di tennis, no, non è questo, comunque c'è un altro ragazzo trentenne allora. Quindi sono due. Ma ecco, per esempio, ma la bella donna di perché lui ne ha 30, l'altra ne ha 45, quella di cui parlavamo prima. Sì, no, è fuori target. È fuori target, ma comunque sì. posso dire che abbiamo tanti bei ragazzi. Sì. Ma veramente. Ma infatti questo, allora, quando se ne eravamo fuori onda, stavo preparando la trasmissione eccetera, stavano parlando, chiacchierando tra di loro, ed io ho sentito, ho detto, diceva giustamente, diceva Nicole, io ho tanti bei ragazzi, come facciamo? Ma è pazzesco, quindi avete bei ragazzi. Sì, veramente bei ragazzi. Io adesso posso parlare anche. di un altro ragazzo sulla provincia di Udine, lui, che ha 28 anni, laureato in filosofia. È un'ottima famiglia anche lui, bel ragazzo alto, 1,80, moro, un sorriso dolce, molto, molto carino. E lui sta a ricerca di una relazione stabile, perché mi ha detto che conosce tante ragazze, però non hanno voglia di impegnarsi. E come lui già ha avuto una relazione di 2 anni, quindi si è abituato alla stabilità sentimentale, alla vita di coppia, e questa le manca tantissimo, quindi non cerca così divertire solo per uscire, solo per portare fuori la ragazza a cena o a discoteca. Lui vorrebbe qualcosa di più. È questa che non c'è, non manca. Sì, è vero, diciamo che gli uomini, i ragazzi, si decidono già prima che vogliono una famiglia, una relazione. Le donne tendono a decidere dopo i 30. Perciò ci sono tutti questi ragazzi qua dai 25 ai 30 anni che fuori sì, incontrano persone, però non trovano persone motivate. No. Quindi questo è un altro problema. Sì. Questo è un altro problema. Però di fatto questi ci sono, e quindi voi dovete riuscire a trovare qualche accompagnamento, il che non è per voi semplice. Sono interessato a capire i vostri servizi. Quindi ragazze, servizi. chiamateci per questo ragazzo della provincia di Udine. Chiamate. E lui si chiama Marco, 28 anni, veramente vale la pena conoscerlo. Dai, ci sono opportunità. Sono interessata a capire i vostri servizi. Potrei avere qualche informazione? Sono un businessman, bell'aspetto, single. Avete delle referenze, persone reali? E tutti chiedono persone reali. Avanti Valeria, avanti siamo Nicole. sempre lì che non ci credono. No. Sì, infatti, le nostre referenze sono 20 anni di attività in questo settore, dal 95 siamo al 2016, sono anche 21, penso che sia una buona referenza. E poi se ci sono persone reali, sì che ci sono persone reali, come me, come la mia collega, reali. Come tutti quelli che sono iscritti ai club, che hanno fatto la differenza perché hanno fatto un'azione di venire al club e di iscriversi. Sono quindi reali, sì, e anche esigenti oltre che reali. Perché poi tra l'altro lei viene da colloqui continui non stop, sì. Come anche Nicole, sì. per cui siete ben cariche da tutto quello che le persone vi chiedono e si aspettano di avere, e sono reali, sì, con le loro richieste e le loro telefonate quotidiane, sono proprio reali. Perché vogliono sapere se c'è qualche opportunità, qualcosa? Sì, ma perché essendo tanti, abbiamo veramente tante chiamate, perché ci sono le persone che chiedono informazioni, le persone che chiamano per fissare l'appuntamento, le persone che vogliono il servizio, le persone che ci dicono come è andato l'incontro, quindi abbiamo una mole di telefonate infinita, anche di colloqui. Che non finisce più, aiuto. Tra l'altro le persone non ci credono, non immaginano che siamo così grandi, così tanti, perché certe volte arriva una telefonata, io sono Luigi.
Non Sì, so. Luigi, basta. Tu devi capire Luigi, perché loro pensano che sono solo unici, invece Luigi nel club di più ce ne sono centinaia, perché deve essere così, giustamente, sì, perché sennò le opportunità. allora noi che dobbiamo diceva capire da dov'è, quale provincia, qual è l'età, perché se sappiamo l'età possiamo controllare, insomma. Assolutamente. Dobbiamo avere qualche indicazione, se no non riusciamo a capire Luigi chi. Quindi le opportunità ci sono, basta provare. Noi andiamo subito in pubblicità, che poi abbiamo tanti altri annunci da vedere insieme tra poco.